tragedia in Val Corpassa, Taibona Gordino, 41enne base jumper bresciano si lancia con la tuta alare ma precipita dal Monte Civetta, recuperato dopo alcune ore. Individuato dai carabinieri l'autista dell'autocisterna che a Porto Gruaro lunedì ha travolto e ucciso un 81enne di Teglio Veneto, lasciando l'anziana esanime sulla strada. L'uomo, un 50enne, accusato di omicidio stradale. A Conselve lutto cittadino e chiesa gremita per l'addio ad Arianna Cuccato, morta nello schianto sulla Monselice Mare. Domani avrebbe compiuto 17 anni. Inchiesta corruzione, Renato Boraso pronto ad incontrare i PM. Secondo il suo legale sono state raccolte e studiate tutte le carte. L'ex assessore sarebbe pronto a rispondere punto su punto alle accuse. 33 braccianti indiani schiavizzati e sfruttati sui campi della Bassa Veronese, arrestati dalla Guardia di Finanza i 2 caporali connazionali. Colpo in pieno centro a Treviso, il ladro entra e ruba tablet e telefonini in una gastronomia. Una settimana forse lo stesso malvivente in azione nel medesimo locale. Nasce a Bassano il comitato contro la diga del Vanoi. 5 associazioni chiedono maggiore chiarezza sul contestato progetto. L'85enne Domenico Chemello di Romano Dezzelino cura personalmente da diversi anni un monumento ai caduti sulla Grappa, ma adesso sono diventato vecchio, dice, e ho bisogno di aiuto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la notizia della tragedia in Val Carpassa, in comune di Taibon a Gordino. È lì che alle 14 di oggi è stato recuperato il corpo senza vita di un base jumper bresciano di 41 anni. L'uomo si era lanciato con la tuta alare dal castello delle Nevere alle spalle della Moiazza nella zona del Civetta ed era stato visto precipitare in Val Corpassa. L'elicottero del SUEM 118 è stato allertato poco dopo le 11 di questa mattina. Il volo di ricognizione ha consentito di individuare la salma che è stata recuperata ed affidata al centro funebre. Stamattina a Livinalongo intanto l'elicottero Pelican 2 di Bolzano ha recuperato un alpinista di 56 anni della Repubblica Ceca caduto mentre si arrampicava. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone. Ed è stato individuato il pirata della strada che lunedì scorso a Porto Gruaro ha investito ed ucciso Natalia Crisante. Era in bicicletta ed è stata travolta senza che l'investitore prestasse soccorso. È durata 5 giorni la caccia al camionista che ha travolto e ucciso Natalia Cristante in sella alla sua bicicletta. È un 50enne italiano autista di un'autocisterna. I carabinieri sono riusciti a risalire al mezzo grazie agli elementi rivenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere della zona. L'autocisterna è stata identificata in un orario compatibile con quello dell'investimento e presentava tracce con ogni probabilità di sangue umano. Tracce che verranno esaminate anche dal RIS dei carabinieri per verificare se il DNA è proprio quello dell'81enne friulana residente a Teglio Veneto. L'autista del mezzo pesante sarà presto iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso. Alle prime domande dei carabinieri ha riferito che non si sarebbe accorto di nessun impatto mentre percorreva la provinciale 93 in via Udine, in località Portovecchio, direzione Porto Gruaro, una strada molto trafficata. Ad avvistare il corpo della donna riverso a terra a bordo strada ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata, un automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. La notizia in poche ore è arrivata in paese a Teglio Veneto. Speriamo che questa persona paghi per quello che è successo, perché noi siamo vicini a tutta quanta la famiglia che è molto dolorata per quello che è successo, un fatto molto particolare, molto grave anche per una piccola comunità come la nostra, dove questi casi rimbombano molto perché fanno molto scalpore. Una persona che era molto ben voluta dal paese, molto conosciuta, e quindi chi ha fatto questo atto speriamo paghi per quello che ha fatto. La vittima, originaria di Cordovado, era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi e poi a Cordovado dove vive tuttora la sorella. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, proseguono con l'autopsia disposta sulla vittima, affidata al medico legale Antonello Cirnelli.
E a Conselve oggi pomeriggio i funerali della giovanissima Arianna Cuccato, morta nel tragico schianto sulla Monselice Mare lunedì 29 luglio. Domani avrebbe compiuto 17 anni. Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore. Parla la vita, Don Claudio porta un messaggio di speranza perché è quello che Arianna aveva sempre cercato. Sono le parole che mamma Alessia e papà Andrea avevano suggerito al parroco del Duomo di Conselve per il giorno dell'ultimo saluto alla loro Arianna, strappata alla vita da un tragico incidente stradale a soli 16 anni. Domani ne avrebbe compiuto 17. In quell'auto con lei gli amici, alla guida il fidanzato, oggi straziato dal dolore. Quello che è successo quella notte lungo quella strada ha fatto calare in un istante un buio fitto. Anche la nostra lingua si ribella a quello che è successo quella notte. Dove è andata Arianna? Che ne è di lei? Esordisce così Don Claudio, la voce rotta, perché anche per lui è difficile spiegare. Accanto ai genitori ci sono gli amici che erano in auto con la ragazza. In chiesa decine tra amici, parenti, conoscenti. Tanti indossano una maglietta rosa che porta il nome e il cognome di Arianna, come se fosse un autografo. La bara è bianca come la neve, sopra una nuvola di fiori. La sedicenne indossa un vestito che avrebbe dovuto indossare ad una festa. Ricorda il parroco il suo senso del dovere, la dedizione per lo studio, i suoi progetti, il Grest. Arianna voleva diventare un'educatrice di scuola primaria. Alessia, Andrea, non abbiate paura. Quando Arianna era piccola, l'avete potuta tenere tra le vostre braccia. Ora è Dio che la tiene in braccio e non c'è luogo più sicuro di quello. Al termine della funzione in tanti hanno voluto dire qualcosa. Un insegnante, il sindaco di Conselve, anche mamma e papà. Nelle loro parole un pensiero per il fidanzato Alberto. Proteggiti il tuo petto, senza tutto, prenditi per mano e fammi conoscere l'amore vero spensierato. Le offerte raccolte durante la funzione saranno devolute alla missione di Padre Angelo in Kenya. E domani i funerali di Guido Chinello, il 62enne presidente dell'Associazione Amici del Mondo, morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali lo scorso 29 luglio. Il cappello d'alpino posato sulla bara di Guido Chinello con i compagni dell'ANA a sorvegliarlo. Si è aperta la camera ardente del presidente dell'Associazione Amici del Mondo, voluto proprio nell'atrio della sede. Un uomo buono, una persona che pensava agli altri, aveva fatto dell'altruismo la sua ragione di vita. Una famiglia straordinaria che ha dato e siamo sicuri darà tanto ancora alla nostra comunità. Guido era una persona buona, altruista, positiva, che sapeva unire tante persone e ha, con il suo modo di fare, sempre disponibile e propositivo, coinvolto tante realtà associative anche fuori comune. L'amministrazione comunale ha voluto, in segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia e per tutto quello che ha dato alla nostra comunità Guido, proclamare il lutto cittadino per domani, sabato, e quindi per tutta la giornata, e siamo sicuri che tutta la cittadinanza si stringerà attorno alla famiglia. Noi siamo lì con loro per sostenerli e stargli vicino. Un'energia che contagiava tutti. Proprio per questo il via vai nella sede dell'associazione è frenetico nonostante sia agosto. Tutti vogliono salutare Chinello, morto in seguito all'investimento da parte di una vettura mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Marconi in centro a Ponte San Nicolò. Per volontà della famiglia, il concerto di stasera, organizzato dal Comune e dall'Associazione, si terrà e sarà proprio dedicato alla memoria di Guido Chinello. Questa sera è confermato il concerto alle ore 21 al Parco Vita di Ponte San Nicolò, voluta questa conferma direttamente dalla famiglia e dall'Associazione Amici del Mondo, e l'amministrazione comunale ha voluto andare avanti su questa linea, e quindi il concerto avverrà come Guido ha organizzato e voluto.
Ed ora l'inchiesta sulla corruzione a Venezia. Renato Boraso pronto a rispondere alle domande dei PM. Secondo il suo legale sono state raccolte e studiate tutte le carte e l'ex assessore è pronto a rispondere punto su punto a tutte le accuse. Renato Boraso è pronto a parlare con i magistrati e a rispondere punto su punto a tutte le accuse. Detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale veneziana all'alba del 16 luglio, l'ex assessore alla mobilità si è detto disponibile attraverso il suo legale ad incontrare i pubblici ministeri Roberto Terzo e Federica Baccaglini, titolari dell'inchiesta sulla presunta corruzione in Laguna. Secondo l'avvocato Umberto Pauro che lo assiste, Boraso potrebbe essere sentito non prima della prossima settimana. Intanto, ha detto, siamo pronti a presentare l'istanza per l'audizione. Già durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto con l'accusa di corruzione il 19 luglio, Boraso si era avvalso della facoltà di non rispondere, giustificando il proprio silenzio con l'impossibilità di leggere tutte le carte dell'inchiesta in tempi così brevi. Ora l'avvocato Pauro ha chiarito come queste settimane siano serviti a raccogliere e studiare tutte le carte e il suo assistito sia pronto a rispondere ad ogni accusa. Intanto la Procura della Repubblica ha acquisito gli atti del Consiglio Comunale straordinario del 2 agosto a Mestre, nel quale il sindaco Luigi Brugnaro aveva esposto la propria versione sui fatti relativi all'indagine che lo vede coinvolto, fornendo anche alcune indicazioni sull'incontro con l'imprenditore singaporese King Kiat Kwong per la vicenda dei pili. 33 braccianti indiani schiavizzati e sfruttati sui campi della Bassa Veronese, arrestati dalla Guardia di Finanza i 2 caporali. Sono accusati di avere ridotto in schiavitù e sfruttato nelle campagne veronesi 33 braccianti indiani dopo la denuncia ed il primo blitz lo scorso 13 luglio. Ora per i 2 caporali è arrivato il carcere nei confronti dei 2 di nazionalità indiana e residenti a Cologna Veneta, già indagati per riduzione in schiavitù e sfruttamento del lavoro. È stata emessa dall'autorità giudiziaria scaligera l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento si è reso necessario per l'elevato rischio di inquinamento probatorio. Uno dei 2 caporali, infatti, subito dopo il blitz, aveva iniziato ad esercitare forti pressioni nei confronti delle famiglie dei braccianti affinché questi ultimi ritrattassero quanto riferito ai finanzieri. Così non è stato e al rientro in Italia l'uomo, assieme all'altro caporale, è stato arrestato. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle di Legnago era emerso che i 33 braccianti erano costretti a vivere in condizioni disumane, ridotti in stato di totale sfruttamento, maltrattamento e segregazione. Le famiglie di ognuno di loro avevano pagato il corrispondente di 17.000 euro ai caporali che promettevano il permesso di lavoro per l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano. I 2 sono stati rinchiusi nel carcere di Montorio Veronese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella Marca trevigiana ora 2 colpi in una settimana, il primo a Carità di Villorba, il secondo la scorsa notte in centro a Treviso, dove il ladro è entrato in azione a volto scoperto. Nel mirino la catena della nota gastronomia Le Papere. A volto scoperto, senza guanti, spavaldo e forse ignaro della telecamera che lo stava riprendendo, così tra le 3 e le 4 del mattino un ladro si è introdotto nella gastronomia Le Papere di Borgo Cavour, in uno dei salotti buoni della città. L'uomo, verosimilmente sulla Trentina, prima ha forzato la finestra che dà su via Mura di Sant'Eunisto, poi si è diretto verso la zona cassa. Qui ha prelevato soltanto un tablet e alcuni telefonini per poi darsi alla fuga. L'allarme è stato lanciato al momento di aprire il locale, con gli inquirenti che non hanno perso nemmeno un minuto. È stata chiamata la scientifica che ha rilevato le impronte che poi appunto la polizia metterà in confronto con altri furti avvenuti, probabilmente anche lo stesso di Carità. La fisionomia della persona sembra la stessa. Già, perché sempre la catena Le Papere è finita nel mirino il 2 agosto scorso, in quel caso nel locale di Carità di Villorba. Insomma, 2 furti in poco meno di una settimana, con Alessandro Albertini, titolare dell'attività accanto al fratello, che mette insieme le tante analogie. Forzato il serramento, probabilmente con un piede di porco, stessa dinamica esatta avvenuta la scorsa settimana nell'altra nostra gastronomia. A Carità il ladro, questa l'unica vera differenza, è entrato in azione a volto coperto, incappucciato, ma anche qui avrebbe lasciato segni del suo passaggio. Non si esclude possa essere un delinquente seriale, già autore di furti analoghi in centro e nell'Interland. Da capire se agisca con un complice. Probabilmente preso dall'arroganza
esuberanza della riuscita del primo colpo, non si è fatto intimidire. A mio avviso queste sono persone che studiano gli ambienti prima venendo da clienti, osservano probabilmente questa telecamera che è poco visibile dal lato cliente e gli è sfuggita. Arroganza che a questo punto potrebbe costargli cara. Di certo Albertini non intende mollare la presa. Invitiamo tutti a segnalare sempre questo tipo di fatti, perché è l'unico modo di aiutare le forze dell'ordine nell'acciuffarli. Dopo il furto di bici che ha subito e che ha distrutto la vetrina della sua attività, un imprenditore padovano ha dovuto dormire all'interno del negozio. Vediamo. La paura quella c'è sempre, perché di notte si fa anche fatica a dormire col pensiero che questo accada. Ormai qui i negozi li hanno fatti tutti, hanno rubato da mio fratello, l'altro giorno ha rubato anche da Stefanelli, è una piaga che secondo il mio punto di vista non è di facile soluzione. C'è rassegnazione nelle parole di Giorgio Morbiato, titolare insieme al figlio di un negozio di biciclette lungo strada Battaglia ad Albignasego in provincia di Padova. Il signor Giorgio, dopo il furto da parte di Predoni, ha anche dormito in bottega per difendere i suoi averi. Cerchi di proteggere perché faccio 50 anni di attività e volevo chiuderla nel miglior modo possibile. Devo trasmettere un messaggio, dare un messaggio anche al figlio, che sarà quello che continua l'attività nel tempo. Avevamo una prima grata all'entrata del negozio che da un video si vede anche, poi una porta a vetri rinforzata e poi una ulteriore serranda che veniva giù motorizzata, che pensavamo fosse sufficiente. Vedete la vetrina sfondata e i ladri che hanno usato un'auto, un Audi potente come ariete, non hanno avuto paura neanche di questa scalinata che hanno sfidato per distruggere la vetrata. Giorgio Morbiato, che è stato 2 volte campione del mondo di ciclismo su pista, è rammaricato. Sistemi antintrusione servono, ma questi sono professionisti, dice, disposti a rubare un Audi da 80.000 euro per predare biciclette per molto meno. Sono professionisti, ci ripete, 4 delle 10 bici che hanno rubato le hanno abbandonate perché per loro di poco valore. I danni per Morbiato e suo figlio si aggirano attorno ai 90.000 euro. Se io mi difendo sulla porta centrale, che adesso faremo ulteriori rinforzi e tutto, entreranno da un'altra parte. Non c'è rimedio a questa soluzione. È fuori pericolo il 54enne pakistano, vittima ieri sera di una rissa scoppiata a Padova, è finito in rianimazione dopo un violento pugno. I residenti della zona, che ospita anche l'università, un'aula studio e decine di bar, si dicono esasperati. Non è questione di studenti, gli studenti alla mattina vanno a lavorare, vanno a studiare e così via. Questi stanno qua fino alle 3 a bere. Questa è gente che rischia l'alcolismo e nessuno se ne rende conto. Una rissa, l'ennesima, nel quadrante via Iapelli Altinate Belzoni. Questa volta sono 2 connazionali pakistani a litigare dopo essersi appoggiati a questa muretta a bere qualcosa. L'alterco scatta quasi subito, la rissa lungo via Iapelli alla presenza anche di altri connazionali. Ad un certo punto il pugno che fa cadere a terra uno dei 2 che va in arresto cardiaco. L'uomo è stato soccorso esattamente qui, in questo punto. Qui è arrivata l'ambulanza, dopo il pugno e la lite deve essere caduto a terra e aver sbattuto la testa. Il suo aggressore si è dato invece alla fuga in quella direzione e la polizia è tuttora sulle sue tracce. Potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare l'aggressore, che ancora non ha un nome né un volto. L'uomo aggredito è ancora in prognosi riservata, è stato svegliato questo pomeriggio, le sue condizioni sembrano migliorare. Determinante è stato l'intervento tempestivo di un'ambulanza del 118 chiamata da un passante. L'ospedale si trova a poche centinaia di metri dal luogo della rissa. Per i residenti però questo non è il primo episodio e non sarà l'ultimo. Inascoltati sono rimasti i loro appelli negli anni. Alcuni mesi fa, all'incrocio con via Falloppio, 7-8 mesi fa un accoltellamento, poi risse alcuni giorni fa. Il fatto che dite voi, molti anni fa ci sono stati 2 morti scannati di notte per una rissa sempre in via Iapelli. Cioè noi l'abbiamo denunciato, polizia, questore e così via. È una zona franca, qui tutti fanno quello che vogliono. Una zona questa destinata a diventare ancora più calda
nel periodo estivo, quando gli studenti che da sempre la popolano se ne vanno. A casa mia questi spacciano apertamente, preparano le dosi davanti ai nostri occhi, non hanno timore di niente, ma mentre prima c'era una certa discrezione nel fare queste cose, adesso proprio non ha nessun timore, cioè sono loro i padroni del territorio. Bar aperti fino alle 2 e spaccio a tutte le ore per gli studenti della storica aula studio. Gli sgomberi in stazione hanno fatto riversare buona parte dello spaccio in questa zona. Abbiamo chiesto migliaia di incontri, non scriviamo più, siamo esasperati e sfiduciati. Nasce a Bassano il comitato contro la diga del Vanoi. 5 associazioni chiedono maggiore chiarezza sul contestato progetto. Le falde dei monti della valle dove dovrebbe sorgere la diga sono classificate al grado più alto di pericolosità. Quindi si potrebbe avere un altro Vajont. Gli stessi progettisti dicono che nel caso del crollo della diga, ammesso che la diga crolli, a cascata le acque arriverebbero fino a Piazzola sul Brenta. 5 associazioni del Bassanese dicono no alla diga sul Vanoi nelle zone a confine tra Trentino e Veneto. Un progetto che vede le prime bozze di idee ancora negli anni 20 del secolo scorso e che oggi è stato totalmente rinnovato. Se ne parla da decenni perché viene vista come una delle uniche soluzioni per contrastare la siccità che sta caratterizzando le ultime estati anche nella nostra regione. Ma restano i dubbi sulla reale fattibilità e sulla sicurezza di una diga simile. Facchinello ricorda che già tra Trentino e Bellunese ha preso il via una mobilitazione popolare contro la diga del Vanoi e la diffida, afferma del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al consorzio di bonifica Brenta a non dare seguito al progetto. Da Bassano si alza la voce di un nuovo comitato costituito da queste 5 associazioni, la Romano Carotti, Italia Nostra, Consulta per l'Ambiente, Acqua, Bene Comune e Aria, che chiede che la questione venga portata alla cittadinanza e si opti per un'alternativa. Perché abbiamo bisogno di una diga? Per poter irrigare a valle. Allora c'è tutto il discorso dell'uso dell'acqua che si fa a valle, il tipo di irrigazione che si fa a valle, il tipo di culture che si fa a valle. E quindi su questo che noi vorremmo che anche i bassanesi riflettessero. Non è che sempre la montagna deve pagare per la pianura, ma che la pianura dovrebbe fare una riflessione su quelle che sono forme alternative. L'85enne Domenico Chemello di Romano Dezzelino cura personalmente da diversi anni un monumento ai caduti sul Monte Grappa, ma adesso sono diventato vecchio, dice, e ho bisogno di aiuto. Questo monumento per me è tutto, è la vita, perché questo monumento ha 3 colonne mosse. Una colonna è per ricordare i caduti della prima e seconda guerra mondiale. La seconda colonna ricorda quelli che muoiono nella strada del Grappa e quelli del volo libero. La terza colonna ricorda i recuperanti del ferro della prima guerra mondiale. Mio padre di 28 anni, raccogliendo il ferro sul Grappa, ha lasciato la vita. Io sono nato 5 mesi dopo. Domenico Chemello vive a Romano Dezzelino e da diversi anni si prende cura di questo monumento che si trova a Costalunga, all'altezza dell'8° tornante lungo la strada Cadorna sul Monte Grappa. Ogni anno mette a dimora decine e decine di piante e di fiori. È un tappeto di colori, quello che crea in ricordo anche di suo papà, morto proprio sulle pendici del Monte Sacro alla Patria. Ma i fiori hanno bisogno di acqua per vivere e il signor Domenico, con i suoi 85 anni, ora è in difficoltà. Per tenere su i fiori come che ci sono adesso, minimo ci vuole 150 litri di acqua. Un giorno sì, un giorno no. Questo momento è diventato complicato perché, nonostante che abbia tanta passione, adesso avrei bisogno se qualcuno può aiutarmi. Il signor Domenico chiede di essere aiutato perché a giorni alterni deve partire da casa, da Romano Dezzelino, e salire fino al monumento e per lui è diventato troppo faticoso. Qualcuno poi gli ha rubato anche il bidone con la riserva di acqua e questo gli ha creato altri disagi. Non solo, c'è anche chi, soprattutto la domenica, parcheggia l'auto proprio sotto il monumento. Allora abbia un po' di creanza perlomeno di parcheggiare dai lati, ma lasciare libero il posto centrale. Se passa qualcuno che andrà a vedere il monumento non può andare assolutamente. Il rispetto, quando ci manca per i morti, manca rispetto per tutti.
È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.